Il progetto Cibo Luce è nato da una condivisione con l'azienda Albertin & Company, che ha avuto la brillante idea, dopo una mia richiesta di cercare di sistemare la luminosità di una sala, di farci sperimentare quanto la luce, e in modo particolare l'acromia che è legata alla luce, possa modificare la percezione di un piatto. Ora, il piatto rappresenta una storia, la storia degli ingredienti che lo compongono, le modalità con le quali viene impiattato. Quello che abbiamo potuto apprezzare è che le caratteristiche del piatto vengono percepite in maniera nettamente distinta in funzione dello scenario di luce, quindi dello spettro di luce che viene applicato. Questo sia nella sperimentazione che è stata condotta dagli studenti in cucina, sia dai ragazzi che hanno simulato di essere dei clienti nella sala. Quindi la percezione del cibo, ma anche la percezione del vino, cambia se la corretta luce è impostata in modo adeguato. Riteniamo che questo progetto didattico possa aprire a delle sperimentazioni future, ma soprattutto possa insegnare ai nostri studenti che c'è una multisensorialità da osservare nel momento in cui noi facciamo una degustazione di un piatto o una degustazione di un vino. Quindi veramente grazie a questa azienda che ha permesso a noi di fare questa sperimentazione, ma grazie anche alla famiglia Darè, che ci ha sostenuti come sponsor dell'iniziativa per la sistemazione della luminosità del bancone della sala rossa e della cucina rossa, che sono le nostre due cucine e sale più performanti all'interno del nostro istituto. Siamo veramente contenti di aver potuto fare questa esperienza. Una memoria va con affetto a nostro padre, che ha saputo nel suo percorso ricreare le basi per tutto ciò che è bello, per tutto ciò che oggi ci troviamo qui con lo studio dell'ingegnere Albertin, e grazie alla dottoressa Cavallin ci ha dato questa bellissima opportunità. Mio padre sarebbe veramente fiero, orgoglioso di noi figli, e di aver sposato questa progettualità che lui ha sempre portato nel cuore in altri ambiti, quindi molto vicini sempre a quelle cose buone e giuste che, oltre la gestione vera dell'azienda, fanno mettere da parte un po' di cuore, che è la cosa che secondo noi fratelli e la famiglia Darè conta di più. 4 anni di lavoro circa, in cui abbiamo messo insieme la luce quale ingrediente ennesimo di un piatto, e si è stato portato avanti creando una macchina particolare che noi chiamiamo macchina multidisciplinare, nel senso che può usare diverse tecnologie e riusciamo a vedere sotto l'aspetto di diverse in modo di illuminare un piatto, per avere degli aspetti diversi. Quindi la luce diventa quindi un ingrediente nel piatto che può dare una valenza diversa all'invito a assaporare quel piatto. È un progetto sperimentale di formazione. Noi come società di ingegneria e illuminotecnica abbiamo pensato di dare spazio a questo progetto e di fornire per i prossimi anni un'assistenza gratuita a usare la luce come nuovo ingrediente sul piatto. Semplicemente questo è quindi un progetto di formazione di luce nel cibo.